Tra le buone iniziative a tutela dell'ambiente realizzate nel territorio attraversato dal fiume Stella va certamente ricordato il progetto LIFE, denominato Start Life Natura, e portato avanti dall'amministrazione comunale di Rivignano con il finanziamento della Comunità Europea. Si tratta di un progetto ambizioso e complesso, comprendente molteplici azioni e che, guarda che Stella, intenderà perciò approfondire anche in altre puntate. Per ora cerchiamo di capire di che cosa si tratta e lo chiediamo a Massimo Tonizzo, assessore all'ambiente, all'agricoltura e al turismo del comune di Rivignano, nonché principale referente del progetto Start Life Natura. Allora, il progetto Life qui a Rivignano non è nient'altro che l'implementazione dei boschi umidi presenti qui sul nostro territorio. La Comunità Europea qualche anno fa, attraverso un censimento, ha sancito che i boschi umidi alluvionali in tutta Europa sono in via di estinzione. Qui a Rivignano in effetti questi boschi c'era ancora una piccola presenza e appunto l'ente gestore del Parco Comunale dello Stella, approfittando di della possibilità di accedere ai finanziamenti LIFE Natura 2000, ha pensato di presentare nel 2007 un progetto appunto per implementare questi boschi. Il progetto è andato a buon fine. Oggi a Rivignano stiamo acquistando 30 ettari di seminativo e nei prossimi anni li andremo a trasformare in boschi umidi. Boschi umidi dove all'interno troveremo come stragrande maggioranza l'ontano nero, che proprio è una pianta che predilige questo tipo di habitat e di ambiente. Andiamo a conoscere un po' bene nel dettaglio come funziona questo progetto. Sì, adesso ci troviamo noi forse nel fiore all'occhiello del progetto LIFE. Abbiamo creato qui a Rivignano un vivaio forestale, che è proprio questo. Vivaio dove in questo momento stanno trovando dimora circa 50.000 alberi. Alberi che i nostri operai l'anno scorso hanno raccolto proprio qui ad Aris e a Rivignano, sulle sponde del fiume Stella. Specifichiamo che è tutto prodotto autoctono. Assolutamente sì, i semi sono stati raccolti proprio qui nelle piante più esemplari, quelle più belle, quindi è stata fatta una scelta ottica direi delle piante, quindi le piante più belle abbiamo raccolto i semi, li abbiamo messi in vasi e con una collaborazione dapprima con il vivaio forestale di Tarcento e successivamente quando questo vivaio è diventato operativo le abbiamo trasportate qua e stiamo allevando da 2 anni queste piante. Come potete vedere qui alle mie spalle in questo momento stiamo bagnando le piante perché sono piante appunto di boschi umidi, boschi alluvionali e quindi hanno una grossa esigenza d'acqua. Ora loro si trovano all'interno di un vasetto che tiene circa 1 litro di terra e quindi consumano una quantità d'acqua incredibile. Queste piante, una volta messe a dimora nei terreni che adesso in questi mesi stiamo preparando, troveranno l'acqua a loro disposizione lì, a pochi centimetri da terra. Perché? Perché come sappiamo qui a Rivignano siamo nel pieno, nel cuore della zona delle risorgive. Quindi queste piante una volta messe a dimora troveranno l'acqua che loro hanno bisogno a pochi centimetri dalla superficie. Il progetto del nostro intervento vuole ricreare un ambiente come quello che mi sta circondando. Quindi vogliamo dire che fra 20-30 anni quanto abbiamo visto in precedenza dovrebbe ritrovarsi in questa condizione, quindi con dei percorsi ciclabili dove le famiglie potranno trascorrere delle giornate immerse nella natura e dei boschi che le circondano rigogliosi e meravigliosi come quelli che stiamo vedendo qui a fianco. Quindi il comune di Rivignano ha ottenuto un cospicuo finanziamento dalla Comunità Europea, con cui ha potuto acquistare un terreno ad Aris, nelle immediate vicinanze dell'acquario regionale dell'Ente Tutele Pesca, dove è stato realizzato un vivaio forestale per la coltivazione degli alberi autoctoni a rischio di estinzione. All'interno di questo vivaio sono state piantate, durante la scorsa primavera, le sementi raccolte nei boschi che costeggiano il fiume Stella e ora le giovani piantine vengono accudite in attesa di essere poi impiegate per i rimboschimenti previsti nell'ambito dell'attività di ricostruzione dell'habitat. A questo scopo il comune di Rivignano ha inoltre acquistato 30 ettari di terreno,
sempre nei pressi del fiume Stella, dove appunto troveranno dimora le piante provenienti dal vivaio. Al termine dei necessari lavori di sistemazione morfologica per riconvertire queste aree da terreni agricoli a zone boscate, a breve verranno seminati 55.000 alberi e si potranno così realizzare immensi boschi attraversati da piste ciclabili e sentieri pedonali. Il progetto è molto interessante, meritevole per la salvaguardia dell'ambiente. Andiamo a vedere come procedono i lavori. Ci può spiegare di che cosa si tratta e perché proprio è stata scelta questa zona? Sì, adesso ci stiamo trovando praticamente in un'area di cantiere in realtà. Come potete vedere stiamo ancora lavorando e preparando questo posto per accogliere, si parla circa di un 35.000 alberi il prossimo autunno. Questa viene considerata dal progetto come zona nord, è un'area con una superficie di circa 18 ettari ed è l'area più grande che il progetto LIFE sta realizzando. Come potete vedere, la particolarità di questo posto, che abbiamo voluto ricreare appositamente, è tornare un attimino un po' indietro, sto parlando addirittura dell'era dell'ultima glaciazione, quando la pianura in realtà non era biliardizzata come la vediamo adesso, quindi questi campi perfettamente orizzontali, ma il deflusso delle acque che si scioglievano dai ghiacciai, correndo giù verso valle, creavano delle piccole depressioni e degli avvallamenti. E questo è quello che un po' stiamo cercando di ricostruire, poi come potete vedere qui alle mie spalle. Questi avvallamenti vogliono semplicemente ricreare quello che era l'habitat di queste zone, quindi un terreno non perfettamente orizzontale ma con dei piccoli avvallamenti che serviranno nel futuro ad accogliere l'acqua piovana che in questo territorio cadrà, e sappiamo benissimo che tra l'altro il Friuli è la regione più piovosa d'Italia. Poi questa, va detto, è una zona umida proprio. Esatto, infatti noi andremo a ricostruire un habitat di boschi alluviali, di boschi umidi, quindi gli interventi che noi stiamo facendo in questo momento vogliono andare a ricreare la situazione, quindi l'habitat ideale per questi tipi di piante. Una particolarità. Questo territorio, perché l'abbiamo scelto? Intanto sono 18 ettari tutti accorpati, qui nella zona sud c'è la presenza della Cusana, un canale di risorgiva che scende giù da Flambro e caratterizza proprio questo habitat, appunto il bosco alluvionale. Qui c'è una forte presenza di olle, di risorgive, e quindi questo intervento vuole andare a ricostruire questo habitat. Se vi ricordate abbiamo visitato prima quell'ambiente dove, appunto dicevo, fra 30 anni l'idea è quella di vedere questi percorsi completamente circondati da una foresta. Come dicevo prima, ben 35.000 alberi verranno piantati qui quest'autunno. Quindi il Comune di Rivignano sta creando un bosco perenne, tra l'altro la Comunità Europea ha posto un vincolo perenne su questi boschi. Oggi piantiamo questi alberi, mai nessuno in questo posto potrà più togliere questo bosco, quindi direi che dal punto di vista ambientale è una risorsa che il Comune di Rivignano sta andando molto fiero. Tra le antiche tradizioni locali del territorio bagnato dal fiume Stella va ricordata la Fiera dei Santi di Rivignano, una delle più antiche e importanti fiere del Medio e del Basso Friuli. Da centinaia di anni, a cavallo tra ottobre e novembre, si ripete questa singolare manifestazione che unisce l'aspetto religioso e spirituale della celebrazione di ogni santi e della commemorazione dei defunti con l'aspetto ludico e gastronomico. Quindi festa civile e festa religiosa assieme. Abbiamo sentito il sindaco di Rivignano, Mario Anzil, e il parroco Monsignor Paolo Brida. Signor Sindaco, l'origine di questa manifestazione? L'origine della Fiera dei Santi è antichissima, già Ippolito Nievo nelle Confessioni di un italiano ricorda di essere stato qui a Rivignano e in questa festa che definisce antichissima e centenaria già allora, e tra l'altro si meraviglia del fatto che in questo paese, a differenza di ogni altro paese d'Italia, ci fosse l'abitudine di fare festa proprio il giorno altrove dedicato alla commemorazione dei defunti. E infatti la Fiera di Rivignano inizia il 28 ottobre, però si conclude al suo culmine il giorno 2 novembre, il giorno appunto dedicato alla commemorazione dei defunti. Monsignore, l'importanza religiosa all'interno di questa fiera? L'origine della festa dei santi naturalmente è cristiana, è religiosa, e per cui io credo che ben si inserisce nella fiera, nella grande fiera dei santi che coinvolge tante persone, tanta gente nel nostro paese di Rivignano.
Certamente per la comunità cristiana la festa dei santi è una festa proiettata sul futuro, cioè questi santi chi sono? Sono gli amici di Dio, sono coloro che ci hanno preceduto e che già vivono la comunione con Dio, e accanto a questa festa diventa anche un motivo di riflessione per noi e di comunione, di rispetto, di ricordo dei cari defunti. E quindi ecco, direi è un invito alla speranza questa festa, per cui anche il festeggiare esteriore diventa anche un segno di questa speranza se fatto in comunione, se fatto nell'armonia, anche nell'allegria, ma un'allegria che ha motivazioni molto più profonde. Questa è solo un'anticipazione dell'intervista al sindaco e al parroco. La versione integrale verrà trasmessa nella prossima puntata, quando sveleremo altri dettagli della grande Fiera dei Santi, fiera che, lo ricordiamo, andrà in scena ricchissima di 1000 attrazioni per tutti i gusti, dal 28 ottobre al 2 novembre nelle piazze di Rivignano. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci alla prossima puntata.